Il Servizio Sanitario Nazionale in Italia ha un numero di psicologi che è ancora insufficiente rispetto a quello che è l'aumento significativo dei bisogni. Basti pensare che in Italia in media abbiamo circa 5 psicologi dirigenti strutturati nel servizio di salute mentale pubblica rispetto a una media europea di 20 ogni 100.000, quindi 5 ogni 100.000 rispetto ai 20 ogni 100.000 che sarebbero il target a cui tendere. Abbiamo quindi bisogno di rinforzare sicuramente l'offerta pubblica e di sostenere anche l'offerta privata, perché in questo momento quello che stiamo vedendo come psicologi anche dopo il Covid è un aumento significativo dei bisogni della popolazione. Questo è l'appello che fa il presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi Veneti. C'è necessità di fornire alla cittadinanza un servizio sempre più qualificato. La forte richiesta che ha avuto il bonus psicologo è evidenza della richiesta da parte dei cittadini. È stato un tentativo di dare una prima risposta operativa semi-emergenziale e a fronte di fondi a livello nazionale sufficienti per 40.000 persone, il numero di richieste ricevute è stato quasi di 500.000, a significare che i cittadini italiani chiedono allo Stato di aiutarli a prendersi cura di se stessi e dei loro bisogni psicologici. È un bisogno a cui dobbiamo costruire risposte soddisfacenti. Il ruolo dello psicologo è stato analizzato in un convegno per i 30 anni dalla nascita dell'ordine di categoria. La percezione della professione dello psicologo è indubbiamente cambiata negli anni. Soprattutto in ambito clinico si è molto ridotto il pregiudizio e lo stigma, non solo verso l'utilità che può avere il lavoro dello psicologo, la consulenza, la psicoterapia, ma anche verso i disturbi mentali, soprattutto quelli comuni di cui soffre una quota significativa, una persona su 4, voglio dire. Questo è molto cambiato e ha reso molto più accessibile le cure psicologiche.